Radio Libertà, canale 252. Degli argomenti trattati si raccomanda l'ascolto e la visione del seguente programma ad un pubblico adulto. Viva i piedi! Sai quella canzone che fa "A me va bene anche distanti, tanto ti porto con me"? Ecco, a me non va bene anche distanti, a me non va bene, cioè se siamo distanti quando scopriamo. In questo momento sto scalando la Tour Eiffel a piedi per poter urlare in cima al mondo intero che questa trasmissione di merda deve essere chiusa, che Matteo Gazzola è un figlio di Cosa vuoi che ti dica di quel pasticcino di Gaz? Cioè guarda che sex appeal, guarda che bel pezzo d'uomo, cioè, quello ti dà ragione, però... Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente dell'Unione, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao signore, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. Barbari eleganti. Eccoci qua. Buonasera a tutti per questa puntata insolita dei Barbari Eleganti senza Gaz, perché ovviamente si è spaventato e se l'è data a gambe. Cugino, allora, che puntata è questa? Una puntata che sognavamo di fare da tanto tempo, diciamo devo una dire. puntata che era in programma da parecchi mesi e finalmente ce l'abbiamo fatta. Cugino, Cioè, a te l'onore di presentare i nostri ospiti, soprattutto la nostra ospite. Esatto. Allora, la nostra ospite, se ti vuoi presentare. Ciao a tutti, io sono Miss Elisa, detta anche Eliniat sui social. Ok, e chi abbiamo qua? Questo è il mio cane. Ok, perfetto, bene, iniziamo benissimo. Allora, Elinia, vuoi spiegarci chi sei, che cosa fai? Allora, A spiegare ai nostri ascoltatori che probabilmente non sono abituati insomma, ad avere delle puntate di questo genere. allora, io sono una mistress, per chi non lo sapesse, una dominatrice, Ok. sia di uomini che di donne, perché Ok. non escludiamo neanche le donne. E ho detto il mio cane, lui perché? Perché è il mio slave. Slave, ovvero schiavo. Ok. Tradotto. Quindi se dovessi spiegare magari a un anziano, a una persona che non se ne intende, che cos'è una mistress e soprattutto che cos'è uno slave. Ma allora, secondo me son pochissime le persone che non lo sanno comunque. Certo. Allora, in realtà si tratta di, sia uno stile di vita, che può essere anche visto come un gioco, perché può essere anche un gioco. Tanti appunto, per esempio come lui, lo vive come uno stile di vita, Sì. ovvero nell'ambito del BDSM. Ok. Il BDSM cos'è? Mhmm, è un insieme di pratiche, infatti BDSM vuol dire bondage, Sì. dominazione, uhm, sadismo, ehm, masochismo. Sì, perché mi viene in inglese, volevo dire in italiano, mi confondo. Un insieme di giochi, di pratiche che si Sì. possono appunto, concordare tra le 2 parti, Sì. quindi la parte Sempre dominante. tra persone consenzienti, Esatto, il chiaramente. consenso è la prima regola di tutto ciò ovviamente. Cioè la parte dominante e la parte sottomessa. Ok, perfetto. Allora, se ci vuoi raccontare un po', prima magari di addentrarci in domande un po' più tecniche, un po' più anche filosofiche, come si inizia, come ti è venuta questa cosa, se ce l'hai sempre avuta, oppure è una passione che ti è venuta un po' più qualche anno fa, non so. Allora, che mi sono esposta per la prima volta pubblicamente è successo qualche anno fa in realtà, anche se poi ho preso più consapevolezza del mio passato, ripensando a vecchi episodi in cui mi sono ritrovata a dominare uomini, ma io non Ok. sapevo neanche l'esistenza della parola mistress o BDSM.
Vabbè, semplicemente durante degli amplessi Esatto, ti sono sì. capitate delle situazioni Poi di questo tipo. ripensandoci io alle medie ero un po' una bulletta, Okay. specialmente coi maschietti. Ripensandoci ho detto: "Boh, probabilmente salta fuori anche da quello Okay, che mi ha okay. sempre divertito insomma." Okay, chiaro. Va bene, allora la prima domanda, quello che mi interessava capire da persona lontana da questo mondo, almeno per il momento, cioè com'è la vita di tutti i giorni di una persona che fa quello che fai tu, che fa il tuo mestiere? Perché alla fine lo fai di mestiere, oltre Anche. o per hobby. No, allora, non è il mio lavoro principale perché io mi occupo di altro. Okay. La maggior parte del mio tempo io mi occupo di tutt'altro. Ho iniziato a farlo perché principalmente mi piace, mi diverte, poi ho sempre frequentato, locali un po' particolari, negli ultimi anni specialmente, locali come play party, Sì. quindi posti dedicati a questo, Okay, che in okay. Italia purtroppo non è così ancora vasto come mondo, rispetto magari a un luogo come può essere Berlino, che è pieno Sì, sì. ci sono un sacco di locali, opportunità del genere. Però principalmente io faccio quello che c'ho voglia. Cioè Okay, se a me va di perfetto. fare una roba la faccio, se mi diverte, se insomma. No, e infatti a proposito di questo ti chiedevo com'è la vita di tutti i giorni di una persona che fa quello che fai tu, a quando non fa quello che fa, diciamo. Cioè perché magari le persone, gli ascoltatori si immaginano che voi siate persone particolari, che hanno una vita super sregolata, ehm No, no, no. No, allora io ripeto, non lo faccio per vivere, quindi non baso la mia esistenza su questo. Diversamente da come può essere lui, che invece lui lo vive ogni giorno della sua vita. come stile di vita. Sì, 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 come sì. stile di vita assolutamente. Okay, Da okay. quando mi sveglio, quando vado a dormire, il pensiero è sempre la padrona nella mia mente. Ah, e lei? E lei assolutamente sì. Okay. L'unica padrona che L'unica posso. padrona della mia vita al momento. L'unica padrona, però tu come padrona hai solo lui come slave o ne hai No, di no, più? no, io ne ho tantissimi di diverse Okay, cioè come funziona? funzionalità. Cioè si è sempre slave dall'inizio della giornata alla fine, oppure va a momenti, va Allora è diverso, perché come slave personale io ho solamente lui, sì? che quindi, mi occupa tutto il giorno. Cioè non che lo vedo tutti i giorni, nel senso che ci sentiamo, parliamo, c'è Cioè sempre passi tutto il giorno a dargli ordini, sostanzialmente. anche sì, 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 a comunque a controllare un po' quello che fa, quello che combina, come controllare anche può essere le sue finanze, Ah. come può essere controllare quello che mangia. Cioè, il punto, il fulcro della questione non è tanto la sessualità quanto il controllo della vita di una persona. Esatto, sì. Okay. Però dipende anche lì dai feticismi di una persona, perché comunque ho altri slave che cercano altro. Poi lì è molto individuale come cosa, nel senso magari a uno può piacere più una cosa che all'altro non piace, però lì principalmente metto quello che piace a me, perché se uno mi chiede una roba assurda ti dico: "No guarda, vai da un'altra parte", Ah, okay, vabbè, perché ci sono magari cose sì, estreme magari su che quello poi ci torniamo dopo, che sì, sì, avevamo una sì. domanda appunto per quello. Cugino, se vuoi farle tu. Certo, assolutamente. Allora, ci avevi detto prima anche di avere anche delle slave donne Sì. tra quelle che domini. Ecco, la mia domanda è: qual è la differenza tra quello che può chiedere un uomo e una donna da una mistress? Ma allora, tendenzialmente io con le donne mi diverto, perché io sono proprio dell'idea realmente che la donna è superiore rispetto all'uomo. Quindi Okay. una donna Quindi un nazifemminismo possiamo dire. no, no, no. No, no, assolutamente no, io parlo del gioco, eh. Okay. No, 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 non ditemi quella parola perché non la posso Ah, sentire. non sopporti No, la no, no. parola femminismo. No, non che non sopporto la parola, cioè non sono estremista in niente io. Ah, okay. Cioè io sono proprio per la parità più totale, nonostante io faccia la mistress, però ripeto si tratta di un gioco, cioè Okay. non Quindi si rimane nei confini del gioco. esatto, esattamente sì. Per quanto riguarda le donne appunto, le donne non sono molto propense a pagare per una sessione, quindi tendenzialmente quelle che incontro le incontro ai play party, quindi nei locali, e magari mi chiedono cose un po' più soft, come può essere la cera con la candela, uhm, o col paddle, sculacciate, Okay. o magari dipende anche essere obbligate, perché allora io ho un compagno, Okay. son fidanzata da anni, abbiamo una relazione aperta. Infatti una delle domande che volevamo farti riguarda appunto la relazione aperta. Sì, io ho una relazione aperta, quindi spesso e volentieri capita che le slave che si approcciano a me ci giochiamo io e il mio compagno insieme. Ah, okay, okay, quindi, c'è anche una Sì, condivisione sì, 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 nella sì. coppia. Sì, c'è sempre un po' sì, vabbè, ripeto, oltre che fare cera o
anche bondage, poi è capitato, robe del genere. Umiliazione anche, perché tante donne vogliono essere anche umiliate, cioè pubblicamente, magari nel locale comunque. È capitato, però la maggior parte delle volte le passo al mio compagno Ok. che ci pensa lui. Ok, però Se mi fai sì, ampliare un prego. minimo la domanda, anche perché è dovuto da una sana curiosità personale, dato che ne Certo. stavo discutendo con una persona che conosco. Lui è famoso in questa trasmissione per avere queste curiosità Sì. personali. Ma le donne, secondo te, rispetto agli uomini in percentuale, quanto sono attratte dal piede o comunque dal mondo del foot fetish? Allora, sicuramente in maniera cioè nel senso, in percentuale ce ne sono molte meno rispetto all'uomo, però ci sono, assolutamente, ci sono donne attratte dal piede maschile, dici? Entrambi, se possono Sì, essere no, sia... ci sono assolutamente, sì, schiave poi non per forza attratte dal piede, ma il fatto proprio del gesto di essere umiliati in quella maniera lì, o anche dell'ascella maschile. Cioè io ho avuto a che fare con slave donne Sì? che erano attratte da, che ne so, leccare l'ascella sudata Chiaro, di chiaro. di uomini o piedi appunto, insomma, usati. Certo. No, una domanda un po' Cugino, vai. magari un po' più filosofica che volevo farti io, visto che si parlava di mistress e slave donne e slave uomini. Per quanto riguarda gli uomini, secondo te c'è una relazione tra il desiderio di un uomo di essere sottomesso a una mistress e la distribuzione magari tradizionale del potere che c'è nella società tra uomini e donne? No, in che senso? Scusami, non ho capito. No, Ripeti. dico in una società magari a trazione maschile. Mh. Secondo te il fatto che una gran parte di uomini cerchino una mistress può essere magari una risposta a un desiderio quasi inconscio di essere dominati più che di dominare? Ma, cioè nel senso tu parli di uomini che magari sono abituati durante il giorno a Sì, avere un certo tipo di uomini di potere. potere, sì. Assolutamente, cioè secondo me l'80% che cerca una mistress ha un ruolo di potere nella Quindi sono uomini già di loro abituati a influenzare il loro cioè a influenzare col loro esatto, potere qualcun altro. sì, E quindi che esatto. per una volta magari si vogliono spogliare di Sì, questo questi potere. sono i sessionisti, quelli Okay. che pagano la sessione Sì? o ti incontrano alla festa, per esempio in quel momento lì, poi una volta uscito da lì finisce il gioco. Okay. Assolutamente, tornano nella loro vita quotidiana. La maggior parte sono anche uomini, cioè sposati o con famiglia che Vabbè, questo si sa da sempre. Gli italiani nelle classifiche sono sempre tra sì, i che non hanno il maggiori. coraggio di magari chiedere a propria moglie o fidanzata di fare determinate pratiche. Okay. Mentre lui dicevamo che non lo fa solo nelle sessioni, lo applica come stile di vita, giusto? Sì, è uno stile di vita il mio, assolutamente, da quando son bambino. Okay. Non so se vuoi dirci qualcos'altro. Ma guarda, a 6 anni ho iniziato a giocare con i piedi delle amiche di mia mamma e da lì si è sviluppato questo feticismo del piede che mi ha accompagnato negli anni, fino a poi dove sono arrivato all'età di 16, 17 anni a sviluppare il BDSM con pratiche, che riguardano pratiche anche di masochismo, e questo mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho avuto anche delle relazioni con fidanzate mistress, però mi sono accorto che quando poi subentrano dei sentimenti la donna non ti domina più, perché poi la donna cerca un uomo alfa prettamente in una relazione di coppia e quindi poi si interrompe. È per questo che dopo l'ultima mia relazione che è finita 2 anni fa con una mistress che aveva anche 20 anni meno di me, che era la mia compagna, ho deciso di avere una padrona fidanzata, così non avendo nessun tipo di rapporto sessuale con la padrona al di fuori che giocare con i suoi piedi, non c'è problema che nascono dei sentimenti a livello di sentimenti importanti, perché comunque l'affetto nasce né più né meno. Okay, chiaro. Va bene, cugino, se hai qualcosa da chiedere oppure vado io con la prossima. Prego, prima dello stacco pubblicitario tra 1 minuto e Vabbè, mezzo. dipende, una domanda che richiede tanto tempo oppure No, la qualcosa tua? di breve. Vabbè, allora vai, cugino. Okay. Allora, sempre riguardo a questo, restando sempre in questo ambito, allora questa è una radio che tratta principalmente di politica, tranne durante la nostra maledetta trasmissione. Allora, la domanda che volevo farti io è: secondo te, l'ambiente del sex work, o anche se vogliamo ricollegarci all'ambiente delle mistress, è frequentato maggiormente da persone che nella vita di tutti i giorni danno la parvenza di essere persone conservatori, bigotti, un po' all'antica, oppure persone magari come il qui presente Vittorio a cui si legge in faccia il fatto di essere dei libertini?
Ma 50-50 in Sì? realtà. Anche se ultimamente, non so perché, cioè mi si stanno rivolgendo tutte persone che io non, cioè nel senso Non immagineresti no, mai che no, 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 possano no, assolutamente. Ma anche ai play party li trovi gli stessi, Sì. magari mascherati o vestiti, cioè irriconoscibili. Se puoi farci qualche esempio, diciamo, Sì, senza fare nomi chiaramente. oppure... Oddio. Per Come faccio a non farvi incappare in capire? querele. Ma no, non so che tipo di persona, magari la Che tipo di ruolo magari? sì? Sì. Ma oddio, ci devo pensare un attimo. A quale tirare fuori per primo? Va Ce ne sono un po'. va bene, pensaci. Noi intanto andiamo con la prima canzone, Manuel Agnelli con Signorina Mani Avanti. Ottimo, ottimo, ottimo. Sai che il tuo sogno ormai è solo un sogno, gira la voce. Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti e un ospite d'eccezione. Anzi, 2 ospiti d'eccezione, diciamo. Allora, andiamo avanti. Cugino, se hai una domanda tu. Beh, no, ci doveva finire di dare la risposta, cugino. Giusto, se ci hai pensato. Ah sì, vabbè, di calciatori in realtà ne ho avute a che fare 4. Ok, Però di Serie A? 3 sì. Ah. 3 sì, sono di Serie A. Uno molto, molto famoso, Ok. parecchio famoso, da cui non te lo aspetteresti proprio mai, perché sai, no, devono fare tutti gli uomini alfa, no, sai, tutti i Sì. fighi, no? Altri un po' meno conosciuti, però comunque Ok, io non ok. seguo il calcio, quindi non so quanto possano essere famosi. Ok, e poi dicevi anche nel mondo della musica. Nel mondo della musica sì, uno molto famoso da cui vabbè, te lo potresti aspettare benissimo. Magari che abbiamo anche trasmesso in radio più volte. Sì, decisamente. E altri 2 pure che son 2 rapper, anche loro tutti mega cazzuti, sai, no? Il maschio alfa Esatto, che poi esatto. nell'intimità... Esatto, che poi non c'è nulla di male, raga, No, cioè ma assolutamente. io veramente anzi apprezzo tantissimo quando Quando l'uomo riesce a spogliarsi esatto, magari sì. di quella patina di Inibizione. ipocrisia. Sì, perché Sì. tutti abbiamo i nostri fetici, Ma tutti abbiamo i certo. nostri kinky nascosti. Ma certo, anche i nostri ascoltatori ce li avranno, infatti se vogliono chiamarci per dirci anche cosa ne pensano o fare delle domande, prego, siete i benvenuti.
Se no possiamo anche andare avanti. Che dici, cugino? Ok, allora la mia prossima domanda invece è più diciamo da un punto di vista di tutele legali che possono esserci in questo mondo, non essendoci ancora una legislazione che si occupi appunto del mondo del sex working, in cui comunque il mondo della mistress fa parte, ti senti comunque tutelata o protetta di quelle che possono essere magari incontri spiacevoli con slave che magari non capiscono bene qual è il Qual è limiti del il confine, gioco, il se c'è esatto. un confine, se ce lo vuoi dire. Esattamente. Se appunto ti senti tutelata e se diciamo lo Stato dovrebbe fare di più magari per tutelare certe figure che sono un po' lasciate in un limbo e non c'è molta chiarezza, ecco. Ma allora nel mio caso io prendo allora intanto io non incontro completi sconosciuti, perché io Ok, preferisco sempre prima conoscerli alle feste, sì, quindi in luoghi sicuri, averci a che fare in un luogo sicuro come per esempio lui l'ho conosciuto a una festa in cui c'erano più di 1000 persone e abbiamo avuto il nostro primo approccio, i nostri primi giochi lì, quindi non ho mai incontrato perfetti sconosciuti. Quelle volte in cui magari mi sentivo un po' più insicura, cioè ho preso delle precauzioni come portarmi dietro, come può essere una guardia del corpo proprio, certo. che mi aspettavo in macchina o comunque dietro la porta, che non si sa mai, o comunque ho lui che mi fa anche da cioè vedi Da quanto è bodyguard. da Da bodyguard, bodyguard. Ah, perché quindi lui oltre a fare lo slave fa anche da Vabbè, bodyguard. 1,90 m, tutto. 120 kg palestrato. Eh beh, certo. palestrato. Vabbè, io ho sempre preso tutte le precauzioni possibili. Poi ci sono ragazze anche, poi io parlo per me della mia esperienza personale. Sì. Ci sono beh, altre ragazze certo. invece che incontrano anche, cioè, magari fanno venire in casa o vanno a casa loro addirittura. Mm. E in quel caso lì io non lo so, io non mi sono mai sentita Sì. né di andare a casa di uno slave, a meno che non c'ho tanta confidenza, come può essere con lui che lo conosco da 1 anno ormai, Ok. o come altri che ne conosco da più anni, che quindi sono arrivata cioè un certo tipo di confidenza da anche perché comunque avere un rapporto con uno slave, no, Sì. devi comunque esserci un minimo di conoscenza, un minimo di confidenza, cioè devi entrare un po' nel suo cervello per portare a termine una sessione fatta bene. Ok. A meno che non è un gioco, che ne Un so gioco fatto lì sul momento che esatto. poi si esaurisce nel Sì, giro una di un cosa giorno. innocente, capito? Cose che si possono fare anche in pubblico, perché tante Sì. volte ho incontrato anche slave in luoghi pubblici. Ah, Co interessante, Sì, tipo sì, sì. parchi. Esatto, perché tanti cercano anche l'umiliazione pubblica, Sì. quindi essere portati al guinzaglio in giro per strada. Ok, con lui lo hai mai fatto? Sì, 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 in giro sì. Direi di sì. Beh, mi a piace, parte no, lo facciamo vedere a chi ci può vedere in video. Qui c'è un Sì. guinzaglio rosso con il filo nero e il signore qua, lo slave, è al guinzaglio. Ecco. Ok, Volevo farvi ottimo. vedere una cosa, la Sì? pazzia che ha fatto lui, fa Ah, vedere. ecco. Lui è marchiato a vita. Ah, ti sei tatuato il Sì, suo se perché si io- può fare una sorta di zoom qua, in qualche modo. Ti sei tatuato Miss Elisa con Con le manette, con le perché manette. lei mi ha messo un collare, medaglietta così, che mi si è rotto adesso il gancino ed uguale a questo. Ah, interessante. Questo è interessante anche per È l'unico capire. tatuaggio che ho in 50 anni, Ah, questo è l'unico tatuaggio che l'unico hai. col suo nome, perché lei, indipendentemente anche se dovesse finire, deve rimanere nella mia vita per sempre. Beh, è un po' come sì. Beh, cane obbediente non che- senti magari una responsabilità per questo? Che Una senso responsabilità nei suoi confronti? Ha 50 anni di uomo. Vabbè, dici nel caso è Che cazzo adulto ne frega? vaccinato, cavoli suoi. Sì, assolutamente. Bene, Beh, comunque, bene. cugino, prima di andare avanti, fammi dire che questa è la dimostrazione che per tante persone non conoscono questo mondo e lo vedono come un mondo di pazzi o di squinternati che fanno cose così Allora, se esagerate. ci fosse qua il buon Gaz che se l'è data a gambe giustamente perché Esattamente. non ha gli attributi necessari per affrontare una situazione Però del genere, direbbe questa squinternata, questo squinternato, questi pazzi, questo mondo al contrario, però alla fine. Però questa è la dimostrazione che questo è un mondo dove c'è che si basa comunque su un forte rispetto, perché ci deve essere comunque un rispetto e una, diciamo, un feeling reciproco per avere questi tipo di relazione. Ma assolutamente. Nel BDSM c'è anche l'aftercare. Sì? Cos'è? È un trattamento di coccole, anche se io in realtà non sono proprio Non sei un'amante tipa da delle coccole. no, 0. Cioè solo col mio cane vero, il bulldog che ho a casa. Però sì dai, non puoi dire che non ti coccolo ogni tanto.
Sì, dai, 2-3 minuti me li concedo. Dopo averlo magari maltrattato tutto il giorno c'è anche il momento di affetto comunque, gli regalo le sue gioie, comunque lo faccio felice. È Beh, vero? mi sembra comunque piuttosto contento il signor Slave, se ci vuoi Sì, dire. non c'ho la telecamera dietro, vedi che scodinzolo, ma Poi comunque il fatto che spesso le persone pensano il feticista che viene da te, magari immagini, che ne so, il vecchio viscido o persone, cioè magari non lo so, malviso, chissà come ve lo immaginate, capito? In realtà intanto ti devi sta per permettere una mistress. Sì. Ah, perché è anche costoso? Eh beh, direi di sì. No, vabbè, ma perché qua magari non lo sappiamo. Sì, Se si può sapere, non dico la cifra precisa, ma un range magari delle tariffe. Ma dipende tutto dalla pratica, da tutto quanto. Beh, certo, immagino che più la pratica sia estrema e più... Io per esempio a lui non chiedo soldi, è lui a darli a me. Ah, ok. Quindi Dammi è un po' offerta tributo. libera. Io non chiedo Offerta nulla. libera, dammi quanto pensi che io mi... non è No, un no, no, discorso non di quello. soldi, è questo che la porto a cena, la porto di qua, gli faccio dei regali, regalo le fruste, in vacanza, la porto in vacanza, quindi è comunque uno spendere, no? Sì. Però non c'è un rapporto diretto, dammi. Beh, alla Perché- fine come fai con Una una fidanzata, sì. un'amica, Sì, solo che un lui caro paga amico? anche per il mio fidanzato. Sì. Ah, sì, se viene anche il suo fidanzato a cena io pago per tutte e due, quindi... Ok, sì, beh, alla fine non... beh, possiamo dire non c'è nulla di male in Anche questo. se io rapporti ce li ho prettamente con lei, ecco. Beh, lei è la mistress, quindi ti interessa sì. lei. Assolutamente. Però Poi... beh, non ti dà fastidio anche la presenza del compagno? No, assolutamente no, perché se lei è felice e il suo compagno si vogliono bene, cosa c'è di male? Ottimo. E anche, se posso permetterti di chiederti, anche al compagno immagino che non dia fastidio? No, assolutamente. Ok. E poi comunque ci tenevo anche a dire un'altra cosa. Sì? Che ci sono anche tanti slave belli. Cioè, bei Cioè, ragazzi. quindi non è sempre il caso umano No, che... assolutamente. Cioè, dobbiamo toglierci dalla testa sta cosa. Che sia sempre lo sfigatello che magari non riesce a conquistare nella vita reale, No, quindi... no, ci sono anche bei ragazzi che appunto magari si sentono in dovere, quando hanno rapporti con ragazze, Sì? di fare, sai, l'uomo che le domina, no? Che cioè, uno ti aspetti da un bel ragazzo alto, grosso, palestrato, magari con anche tanti follower o non lo so, messo bene, insomma. Sì? Cioè uno dice che nella vita potrebbe farcela con chiunque. Esatto. Però poi si ritrova in difficoltà magari con una come me, capito? Sì. Che lo domina. Quindi lui chiede di essere dominato lui, nonostante che, cioè io sono alta 1,56 m, Sì? per dire. Cioè magari uomini, tipo anche lui è alto 2 metri, a momenti. Cioè, Abbiamo sono visto, anche... anzi, se ti puoi alzare in piedi ancora per far vedere... Sono anche bei ragazzi che... Sono 1,90 m. Ok, perfetto. Bei ragazzi che provano proprio l'umiliazione del fatto che dicono: io sono un bel ragazzo, potrei avere 10.000 tipe al giorno, eppure sono qua a prendere... E tu questa la definiresti perversione? Oppure un semplice gusto? No, sì, può essere una perversione, ma è tutto mentale come cosa. Perché uno appunto dice: potrei averne 100 fighissime oggi, eppure sono qua a prendere i calci nel culo da Certo. da me, capito? E neanche la vede in foto da me, capito? Perché Allora, a me nessuno mi vede senza vestiti. Cugino, prima di andare in pubblicità pubblicità e con la seconda canzone, lasciami fare una domanda al signor Schiavo. Che abbiamo qui. Allora, signor Schiavo, Alex, Leandro per gli amici. No, come lo dobbiamo chiamare, mistress? Decidi tu. No, va bene Aleandro. Aleandro. Perfetto, ma il collare che hai in questo momento lo tieni poi durante tutta la giornata? Oppure No, questo no, io ho il suo che è proprio a catena, è fatto bene, anche se è un collare che comunque ha delle sembianze a collare canino, perché anche se è di catena è molto grosso, quindi, però quello ce l'ho sempre 24/7. Un po' il simbolo dell'appartenenza. Ok. Sì, perché la cosa fondamentale nel BDSM è quello che lo slave personale cerca, non è tanto il discorso della pratica, facciamo questo, facciamo quest'altro, è l'appartenenza di sentirsi proprietà di quella persona lì che gestisce un po' la tua vita, nei limiti della distanza, ovviamente. Ok. Invece, ultima domandina prima di andare in pubblicità, una domanda aperta, diciamo, anche un po' filosofica. Ci trovi un qualcosa di artistico in quello che fai? Cioè c'è dell'arte? Sì, decisamente. Anche perché, vabbè, io oltre che fare semplicemente la mistress, mi esibisco anche in diversi locali di Milano. Sì.
quindi performer con spettacoli sul palco, perché anche usare la frusta non è semplice. Ah, C'è beh. anche molto poi dipende dal tipo di fruste, no, di diverse. C'è anche un'arte saper usare la frusta. Ok, quindi, Specialmente. quindi possiamo dire che ci vuole una certa maestria nel... Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Benissimo, cugino, vuoi annunciare la seconda canzone? Assolutamente, abbiamo Kendrick Lamar con Not Like Us. Rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, con una mistress e uno slave che si è messo una maschera adesso. Sì, è un porco adesso, non è più un cane, ma è diventato un porco. Ok, beh, diciamo molto metaforica come, Sì. come cosa. C'è raggiunto anche il Talebano, il nostro amico collaboratore dei Barbari Eleganti, che spesso è venuto qua anche nelle precedenti stagioni. Buonasera, mi auguro che il direttore sia a conoscenza di tutto ciò e che venga chiusa finalmente questa trasmissione, perché siamo arrivati al limite, basta, davvero, basta, non ce la faccio più. No, ma dai, insomma... Fammi dire che il talebano sei peggio di Gazzola. Qui stiamo facendo un qualcosa di veramente fatto bene e di anche un qualcosa di culturale in cui le persone potranno scoprire qualcosa in più. Nuovi lati di questa disgraziata umanità. Infatti alla fine. il signore Leandro ci aveva detto che voleva fare un appello, diciamo. Ecco, prego, la parola è tutta sua. Fallo pure ora, così poi andiamo anche in cose un po' più magari divertenti. Ecco. No, volevo semplicemente dire che quando si esplora il mondo del BDSM, oggigiorno ci sono molte mistress molto giovani che si improvvisano mistress dall'oggi al domani, ma ci sono alcune pratiche che sono potenzialmente pericolose. Anche quando frusti una persona, se non sei capace di farlo, puoi creare dei danni. Quando fai del trampling, che calpesti una persona, se non sei capace di farlo, puoi creare dei danni. Quindi affidatevi sempre a persone che hanno esperienza e che comunque hanno la testa sulle spalle. Ottimo, mi sembra un ottimo appello che
che riceverà sicuramente il Assolutamente. plauso della redazione, diciamo, almeno di quello. Allora, prima di addentrarci in cose un po' più divertenti, facendo vedere magari anche quello che ti sei portata appresso, volevo farti un paio di domande riguardo OnlyFans, perché tu fai anche OnlyFans, giusto? Ok, allora, secondo te, cioè tu lavori sia nelle serate dal vivo che su OnlyFans. Secondo te col passare del tempo si andrà sempre di più verso una fruizione del sex work in formato digitale, oppure alle persone resterà la voglia del contatto fisico, del contatto umano? No, allora nel mio caso secondo me, c'è per forza bisogno del contatto umano, assolutamente. Poi io specifico che su OnlyFans porto sempre fetish e BDSM, quindi non Okay. porto Cioè non fai la mistress su Sì, OnlyFans? sì, assolutamente. Porto sempre anche lì la dominazione su OnlyFans. Però sugli altri, non su quelli che pagano. Allora faccio sia, video da sola, Sì? sia con slave, quindi io registro le sessioni che faccio. Cioè io Quindi gli altri che pagano vedono quello che tu fai con Esatto, i tuoi slave. magari persone che non hanno il coraggio di venire da me. Okay, chiaro. E poi un'altra cosa è, se OnlyFans sarà sempre il centro del sex work o vedi già nuove realtà che stanno nascendo, che si stanno sviluppando? Allora secondo me O andrà sempre più un po' a calare, anche perché ci sono Okay. state veramente questo è un tasso molto Sì, diciamo che non so se posso è dire tutto. inflazionato. No, allora, negli ultimi anni in realtà, nell'ultimo anno, perché già Sì? qualche anno fa andava molto di più, specialmente dopo la pandemia. Ultimamente son saltate fuori un po' di truffe anche di alcune Sì? ragazze che hanno fatto su OnlyFans o comunque cose un po' troppo clickbait, che poi apri il contenuto, non c'è quello che c'era scritto. Sì? Saltano fuori sempre cose di questo tipo, comunque giri strani, e quindi secondo me anche i fan, quelli di OnlyFans, si sono un po' stufati. Ci sono anche altre piattaforme comunque oltre OnlyFans, c'è Click4Sale, Sì? che è più dedicato proprio al BDSM. Ovviamente non è per fare pubblicità a queste No, no, a no. queste piattaforme, è solo a fini, diciamo, Informativo, No, infatti, informativi. no, a me non mi pagano, io non ci sono neanche su Click4Sale, cioè per Ecco. dire. Quindi non lo uso ma perché io non ho tanto tempo anche di star dietro a fare i video. Perché tu hai dicevi che hai anche un altro lavoro. Sì, io ho un altro lavoro che mi occupa tanto Però tempo. un lavoro normale, diciamo, come Sì, tutti esatto, noi. esattamente, sì, è un lavoro molto comune, quindi, cioè sono responsabile di un centro estetico, Ah, okay. in cui lavoro da sola, quindi non ho neanche Sei colleghe. un'imprenditrice, diciamo. Sì, ci provo, sì. Sì, vabbè, lo faccio Vabbè, da 6 anni. sei anche libera professionista, Sì, visto sì. OnlyFans. Okay. E nulla, quindi secondo me il fatto di comunque incontrarsi cioè reale non calerà mai. Okay, dici che alla fine, nonostante in tutti gli aspetti della società si va sempre di più verso una digitalizzazione un po' di tutto, come per i film, per la musica, il piacere del contatto umano riguardo questo genere di pratiche rimarrà sempre. Secondo me Cioè, è una sì. delle poche cose che Anche perché alla fine, cioè, OnlyFans cos'è? Praticamente un sito porno normale, Sì? ma, personalizzato, cioè personalizzabile. Che alla Ecco, fine a proposito di questo, me l'ho dimenticato, ma una OnlyFanser si può considerare una pornostar? sì, sì. Okay. Secondo me sì. Poi dipende, io non faccio porno per esempio, Okay, quindi cioè infatti spieghiamo che infatti su OnlyFans non è obbligatorio fare porno, si può vendere qualsiasi sì, no, cosa. c'è anche chi vende corsi di inglese su OnlyFans o Infatti. corsi di cucina o cose del Infatti, genere. cugino, tu hai mai cercato corsi di cucina su OnlyFans? Tu non sei No, tipo da non sono il tipo da cercare corsi di cucina su OnlyFans. Okay. Lei signor Talebano? Personalmente non ho mai usato OnlyFans, Ma se anzi i libri di cucina tuttora li compro, se Ah, proprio davvero? sì, tuttora li compro, se proprio devo strafare, ecco. Dopo oggi potrei sicuramente cimentarmi un po' di più e approfondire un attimo di più il sito. Certo. Ovviamente la radio non invita nessuno, nel senso Cugino, fatelo puoi utilizzare se volete. puoi usare la frase che è ormai è un trademark, Certo, vai. la frase che io dico a tutte le puntate: ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, però vabbè, penso che in questo caso non ci sarà. Beh, dato cugino che entriamo nell'ultima parte della trasmissione, Sì? chiederei alla nostra ospite se, diciamo, ci fa vedere, ci spiega un po' quello che ha portato. Un po' cosa ti sei portato, gli Allora, oggetti. qua tra le mani velocemente ho questo paddle, questo sculacciatore in cuoio. Se vuoi alzarlo un po' di più così lo Questo. vedi. Perfetto. Questo me l'ha fatto un calzolaio.
è fatto Quindi totalmente a mano. un oggetto anche di artigianato, Sono cioè tutti artigianali. sosteniamo i piccoli artigiani Sì, locali. sì, sì. Allora, tutte le fruste sono fatte a mano, sono artigianali. Ok. Questa qua, la mia preferita, come potete ben notare, è distrutta praticamente. Che Cioè, gli ho regalato io. Sì, Ma esatto. la usa su di te, quindi? Su di me e su Ovvio. chi capita. Ecco. Sì, sì, su chi si vuole sottoporre. Sempre il consenso comunque al Certo, primo certo. posto, assolutamente. Poi vediamo cosa... Ah, questa che è la fiorentina che va usata in coppia. Infatti non altra, ma l'altra l'ho spezzata a metà sulla sua schiena. Su di lui. Sì, letteralmente, mi si è spezzata a metà. Sì, perché lei si arrabbia con me perché io non dico aia, non grido, non faccio Ma nessun infatti, lamento. No, volevo non si chiederti, ma lamenta. tu ti diverti a provare dolore? Cioè, come funziona a livello Allora, psicofisico? ti spiego, esistono due tipi di persone nel BDSM, c'è il masochista e il non masochista. Io non sono masochista, quindi quando lei mi frusta o genera dolore sul mio corpo, io non provo una reale eccitazione, ok? Mentre ci sono persone che hanno delle erezioni che provano piacere. Ok. Il mio è un piacere mentale perché so che lei si diverte, quindi mi fa piacere assecondare il suo volere. Ok, è tutta una questione di Sì, testa, quindi. solo che poi lei si arrabbia perché di solito tutti gli schiavi gridano, Mhm. aia, aia, io invece non dico niente perché è una cosa mia personale e non voglio dargli la soddisfazione. E quindi le prende il doppio. Ok. Anche il triplo, anche il Cioè, triplo. quindi non ti eccita il gesto in sé di ricevere la frustata, ma il fatto dell'appagamento No, mi suo. eccita, mi piace come pratica ricevere la frustata, però dipende sempre da chi, se me lo fa lei è un piacere mentale. Io ho degli orgasmi mentali che sono diversi dagli orgasmi fisici, che con lei ho, mentre non con tutte le mistress riesco a avere. Ok, va bene, adesso non E addentriamoci, magari quest'ultimo continuiamo, oggetto invece che mi continuiamo a pare vedere gli molto oggetti, interessante, tu puoi quale? La tornare. fiorentina? Grazie. Questa qua la uso più per fare gli spettacoli, quando lavoro appunto Ok. nei locali, come per esempio il Pervert a Milano. Ok. Ci sono degli spettacoli bellissimi, a mistress anche più esperte di me, performer. Queste sono molto belle da usare in coppia, tipo gli unciacque, è presente? Ok. Ok. Ah, tu hai presente? Hai presente? In un ciaco, sì. Sì. Vengono usati nella stessa maniera, solo che non ho l'altra, cioè l'altra ce l'ho ma è rotta a metà, come puoi vedere. Ah, ok. Rotta su di lui sempre. Sì, sulla sua schiena. Direi sul palco, però Mi tocca. Sul palco perché sale anche lui sul palco Sì, con facciamo te. gli sì. spettacoli insieme. Ah, interessante, sì. interessante. Sono la cavia. Poi ho questo, per esempio, questo qua è dedicato alle donne, che è un po' più Ah, soft, ok. capito? Ok. Poi si può staccare questo e essere usato in altri modi, però come vedi è piccolino, più carino. Sì. Anche se questo qua, comunque, le prime 5 magari non le senti, dopo che vado avanti 5-10 minuti le certo, senti beh, certo. queste. Sì, Comunque qualcosa di più soft. ho anche questo molto carino da usare sulle donne perché lascia l'impunta del cuoricino. cuore. Sì. Ok. Questo qua quando lo tiri... Vabbè, a San Valentino sarà. Sì, romantico. E là qua l'altra metà della frusta, collare quando serve. Ah, qua c'è una candela mezza usata. Certo, abbiamo tutti in mente la scena di The Wolf of Wall Street con la candela su Leonardo DiCaprio. No? Per esempio, con le candele ci vuole veramente avere... Sì, deve certo, perché avere l'arte di fare la candela. col rischio delle ustioni poi... Allora, queste sono candele fatte apposta, Sì. quindi sono proprio fatte per il BDSM. Ok. Quindi ovvio E devi che stare differenza c'è con una candela normale che abbiamo tutti Allora, a casa? alcune candele intanto gocciolano molto di più rispetto a una candela Sì. normale, che a me è capitato di provare candele classiche che avevo in casa e non gocciolano come dovrebbero gocciolare. Queste qua son candele da massaggio praticamente. Ok. Alcune le fanno con una sostanza all'interno che pizzica di più rispetto a una bruciatura normale, però non ti ustiona. Ah, ok. È ovvio che devi usarle con la testa, nel senso non è che gli vado vicino così con la Poi io lo fai in un occhio, ecco. No, certo. poi di continuamente girarla e si possono fare delle belle opere d'arte sulla schiena. Perché infatti sono Disegnini. tutte colorate. Sì, proprio dei quadri umani. Una tela umana diventa. poi. Ok, e poi se si può mostrare l'ultima maschera perché a me piaceva Ecco. molto. Ecco. Aspetta, se vuoi la metto. Dai. No, questa non so se ti entra. Fammelo, tieniti questa, va che è meglio. Ma secondo me Se te la vuoi mettere tu, te le dai, vuoi provare tu? Ottimo. Vabbè, questa Può ovviamente provarsela. Sì, certo. È molto ti sentirei molto come si dice? soffocare. Sì, cioè molto costretto all'interno. Ho tolto il filtro perché davanti c'era il filtro, essendo una maschera originale, l'ho tolto. Quindi non è un oggetto apposito, è proprio una maschera vera, una Sovietica, maschera gas sì. sovietica. Sì. Attenzione alla televisione. Ah, no, sì, ho visto. prego, se Questa è vogliamo. molto utile per fare il controllo del respiro, dei sensi, insomma. Quindi quando lo slave vuole provare cioè ci sono le sessioni sensoriali, no?
Da qua si può controllare il respiro di una persona o anche la visuale, insomma si possono fare diversi giochi È carini. possibile che capitano richieste di soffocamento, diciamo? Cioè magari Nel limite, qualcuno ovviamente. può ovvio nel limite, non Sì, fino a sì, uccidere sì. una persona, però qualcuno magari può richiederlo, Come ecco. anche la mummificazione, per esempio, quindi avvolto totalmente nel cellophane, o chi è più attrezzato, che è il mio sogno, c'è un lettino proprio con un telo in latex, la persona entra all'interno e avviene una specie proprio di sottovuoto. Sai quando metti sottovuoto il cibo? Metti sottovuoto la persona, ovviamente con il naso e bocca fuori. Solo Ah, naso e bocca però. okay, quindi rimane praticamente inerme, cioè proprio Esatto. paralizzato, Sì, sì, diciamo. sì. Ah. Infatti loro, cioè, gli slave in pratica si lasciano sempre nelle mani della mistress, quindi bisogna avere un rapporto di fiducia molto importante. Per questo io non incontro mai perfetti sconosciuti, perché prima devi instaurare un certo tipo di rapporto. Se la può indossare? Certo, sì, non ti preoccupare, Bene, tutto provvediamo. Questo qui poteva essere il sogno di Gaz, però completamente indossare pulita, qualcosa di... disinfettata. È il mio sogno. È pulita, disinfettata, tutto quanto, perché io ci tengo Vado? tantissimo. Andiamo? Vediamo Prego. se ce la fai. Devo essere sincero. È sovietica, è originale. È sovietica, si sente proprio l'odore di gazzala dentro. No! Però si respira che è una meraviglia. Anzi, si vede anche molto bene, se devo Ti essere manca il sincero. collare, il guinzaglio, sei a posto, sei pronto. Beh, Pronto per fare lo slave, caro talebano. beh, allora, le manette ce l'abbiamo. No, vabbè. No, le manette no. Adesso direi che ce la possiamo Mi togliere. trovavo a mio agio a tenermela. Comunque, Diciamo il talebano, anche lui apprezzando, come dire, la seconda puntata ci ha detto di apprezzare quel genere di persone, anche lui ha provato questo scambio di potere. No, beh. comunque è molto comoda, ragazzi. Ma invece ve la la consiglio. frusta, quella un pochettino più classica, diciamo Il quella... frustino, sai, non ce l'avevo qua. Dove è finito? Questo? No, il frustino. No, il frustino quello lungo. Non c'è. Vedi, pure eccolo qua. Ah, eccolo. ce l'aveva la guardia del corpo. Ce l'aveva la giustamente. guardia del corpo. Oh, diciamo, Che questo è un bodyguard. po' il simbolo, poi l'icona della Sì, mistress, sì. l'oggetto più Sì, sì. riconoscibile. Assolutamente sì. Beh, questo classico ovviamente. Per istruirlo, per dargli un po' una linea guida di comportamento. E per punirlo quando si No, per comporta le male. punizioni io preferisco altro. Beh, certo. Vabbè, non entriamo nei dettagli troppo. Talebano voleva fare qualche commento, qualche considerazione. Ma il frustino, per esempio, questo qui è in plastica, immagino? Sì? Ma questo qua l'ho preso alla Decathlon. Ah, quindi che Quello per reparto cavalli. era? Ah, quello per cavalli. Sì. Ah, quindi se in realtà sarebbe come che Io l'ho si chiama reso sempre per i frustino, cavalli, quello sì, per i sì. cavalli. Non rischi di fare male questo qua. Beh, immagino che sia. Cioè io non lo so se lo utilizza in determinati. Io mi immagino lo utilizzi ovunque, cioè magari anche in faccia, per esempio, magari in plastica. No, assolutamente. In faccia non si punta mai, a meno che, cioè, a parte schiaffi o cose, cioè bisogna sempre avere un limite in queste cose. Certo, devi far male, ma non mandare in ospedale una persona. Comunque anche certo. saper dosare la forza, e anche usare gli strumenti, tutto quanto, bisogna essere in grado. Come anche il ball busting è una pratica in cui bisogna essere proprio Certo, devi certo, saperli assolutamente. tirare i calci. Certo, Tu assolutamente. interrompi perché hai paura che dico qualcosa. No, Ho paura che dica io qualcosa. Ho paura che dica lui, perché lui è un noto fan del ball busting, quindi me lo chiede sempre quando No, facciamo... però a parte Si gli merita scherzi, questo. cioè Io mi bisogna... dissocio e verrei querelato per questa cosa. No, a parte gli scherzi bisogna veramente essere in grado di saperlo fare. Certo. Quindi io poi vabbè, io ho fatto 15 anni di karate. Ah, e anch'io, non 15 anni, 2-3 anni di karate li ho fatti anch'io. No, io cioè, ho proseguito, sono cintura nera, il terzo dan, cioè, quindi Ah. anche lui ho imparato a dare i calci, perché sai che il karate comunque c'è lo sfioramento, Sì, cioè sì. devi sfiorare. Ovvio, io lui non devo sfiorarlo, devo fargli male, comunque un po', perché sennò cosa vuol dire? Certo. Però so dosare veramente bene sia gli strumenti che appunto i calci, gli schiaffi e tutto quanto. Non è mai successo niente di... Allora, è successo 2 o 3 volte qualche piccolo incidente, ma nulla di grave. Cioè nulla di... Nulla da codice rosso, diciamo. No, ecco. assolutamente. No, io un'altra domanda riguardo un po' in generale alla società in cui viviamo un po' tutti è, secondo te la società in generale, le persone, l'insieme di persone, dovrebbe essere un po' più aperta sessualmente, oppure questa patina magari di bigottismo tipica dell'Italia rende questa, chiamiamola, fuga dalla realtà un po' più divertente?
Cioè, No, tu secondo vorresti una società un po' più libertina, oppure il fatto che ci sia un grande bigottismo rende tutto più no, a divertente? me piace scandalizzare le persone quando gli racconto le mie cose. Ah, ottimo. Cioè a me piace quando perché capita, no, che magari conosco persone nuove, sono nel mio gruppo di amici e loro tirano fuori: "Ah, ma sai che lei è una mistress?" Sì. No, cioè tutte le facce Cioè, cambiano. quindi frequenti, possiamo dirlo, anche persone che non fanno Vanilla si questo. chiamano. Le Va persone vanilla. Sì? Le persone vanilla sono, persone non all'interno del mondo BDSM, Ah, okay. fetish. Quindi tutti noi no, perché sicuramente No, io sicuramente il buon qualcosa Vito sicuramente non ci metterei nemmeno la mano sul fuoco per quanto riguarda Gaz, perché lui Ma devo dire Gaz che abbiamo la la candela certezza che comunque partecipi. Abbiamo fatto pure una canzone riguardando queste cose. quindi- certo. Devo dire che la candela con una mia ex l'ho provata, quindi... Ah, beh, ok. Non volevamo saperlo, però grazie per avercelo detto. No, però ci sta che ci sia la diversità, nel senso io non posso obbligare nessuno ad accettare Certo, cioè che è un po' quello che si dice sempre per le relazioni aperte, cioè se tutte le esatto, relazioni fossero aperte non sarebbe così divertente avere una relazione esatto, aperta. esattamente, lo penso anch'io. E poi appunto, ripeto, a me piace sempre indignare un po' le persone. Beh, Ma interessante. sia a partire dal mio aspetto fisico che avevo, cioè prima, perché io ho avuto un passato da punk, cioè Mh. ero l'unica ragazza di queste zone con la cresta. E anche una domanda sulla musica poi voglio farti, però. No, io volevo chiedere se capita anche sessioni di gruppo, cioè che magari vai lì, ci sono 4-5 persone assieme, Sì. che tutte quante assieme si mettono, Sì, diciamo, sì, a sì. prendere schiaffi. Sì, ci sono tantissimi eventi. Lui è il più esperto perché appunto Ma perché non venite a un play party? Dovreste venire a un play party qua a Milano, ce ne Infatti. sono. Vabbè, allora Vittorio sicuramente, guarda, su lui ci metto la mano sul fuoco. Potremmo sicuramente portarlo su Barbari sul posto. eleganti in diretta da un Barbari play eleganti, party. il sociale l'abbiamo Dove c'è fatto lei al che si Pride, esibisce. possiamo farlo anche al play L'abbiamo party. fatto al Pride, possiamo farlo anche al play party. No, ecco, io volevo farti una domanda sulla musica. Allora, io mi sono fatto questa idea che l'ambiente mistress, BDSM, OnlyFans, però quello un po' più, abbia una certa correlazione con la musica metal, è vero? non sempre. Cioè con il rock un po' più duro, è vero? Allora, in Cioè perché realtà io scusa se poco. ti interrompo, penso che tutti noi non ti ci vediamo ad ascoltare Taylor Swift, No, quindi assolutamente. poi hai scelto anche una canzone dei Korn da mandare dopo, Sì, quindi esatto. vedo sempre questo ambiente sempre più vicino a rock e ai suoi sottogeneri. Ma, in realtà allora la maggior parte sì, è vero, perché tanti li trovi anche cioè tanti slave così li trovi anche in locali magari in cui appunto fanno concerti o musica Mh. metal, che ci sono anche in zona, e lì rivedo metà delle persone che trovo ai play party. Però Okay. ci sono anche mistress più bamboline, non lo so, Sì. proprio le Barbie umane o le reginette, capito? Ci sono anche quelle ragazze lì, oppure quindi non per forza. Cioè la maggior parte sì, anche perché in alcuni play party mettono metal. Sì. Cioè c'è solo quelle. In altri party invece ne mettono techno, cioè techno proprio berlinese e basta. Quindi sì, i generi son quelli. Però appunto ripeto ci sono bamboline, anche mistress, reginette della scuola, hai presente? Le cheerleader. Ah beh, certo. Perché Quelle che ognuno ascoltano o le Taylor Swift, dottoresse, appunto. cioè ci son tantissimi generi. Io sono la goticona. Ecco, La goticona. mistress goticona Fan di Barton magari. io di brutto, sì. Sì. Piaciuto l'ultimo Beetlejuice? Boh, sì, mi è Anche a me, piaciuto. bellissimo. Tu cugino non l'hai ancora visto? No, io non l'ho ancora visto, No, però guardalo, sicuramente per lo me è quasi recupererò. più bello del primo, quasi più bello del primo. Ti dico, Beetlejuice è il primo film con cui ho visto Barton, per cui sicuramente lo andrò a recuperare. Ma io ora ho una domanda non per i nostri ospiti, ma per i miei colleghi. No. Io ho Chi di voi paura. Io due si comincio a offre- querelare, Chi dei due si offre per farsi frustare con il... Secondo me si offre qua il direttorissimo. No, che direttorissimo, anzi. Dai, la sculacciata con quello nuovo. Questo non fa male. Allora, dai sul braccio. Ma scusa, perché non sul sedere? Non si può fare in diretta, anzi mi scuso col direttore e con la redazione. Lo facciamo dopo chiusa la diretta, adesso me lo puoi fare sulla spalla. Sei No, sicuro? Aspetta, non troppo forte, che No, sono delicato. aspetta, questo fa più rumore. Guarda che già non ti faccio niente, non ti faccio Prego, paura. Ah,
Questo non è niente. No, basta no, vedere infatti non lui. ha fatto male. Beh, cugino, poi tu in separata sede ti farai frustare, ti farai picchiare, ti farai di tutto. Benissimo, ragazzi. Talebano, se vuoi fare un'ultima considerazione, che siamo quasi agli sgoccioli, 2 minuti e chiudiamo. Chiudete sta trasmissione. Basta. Fai un appello al direttore. Direttore, chiudi. Chiudi definitivamente questa dannata trasmissione. Ecco. Invece fammi ringraziare i nostri ospiti. Assolutamente, perché grazie Elisa, è stata grazie Aleandro. un'intervista Grazie a voi. veramente fatta molto bene, molto professionale. Lo dici da solo. Ovviamente. Ci tengo a dire che io tutto quello che ho detto in base alla mia esperienza personale, perché ognuno ha i suoi punti di vista, le sue regole. Io la vivo come mi viene spontaneo, perché io sono molto spontanea. Quindi tutto quello che ho detto, tutto quello che penso è la mia opinione, quindi non esistono regole scritte. Assolutamente. E fammi ringraziare anche per non è da tutti comunque venire qui in radio ad esporsi, quindi ci tengo proprio a ringraziare i nostri ospiti. Ah, lui non vede l'ora. Siete invitati allora al prossimo Play Party. Ci Va pensiamo, ci pensiamo. C'è un play party di musica metal, volentieri. La tecno berlinese. Ecco. Benissimo ragazzi, allora grazie per averci seguiti fino a qua. Noi, se non ci cancellano la trasmissione, cosa molto probabile, vi diamo appuntamento a settimana prossima. Grazie e come sempre, cugino, viva i piedi!